Ma veramente qualcuno si era preoccupato della puntata che è appena andata in onda di Falsissimo di Fabrizio Corona sul calcio Napoli? Io ve lo giuro, cioè sto ancora ridendo. Mi sono frustato, mi sono costretto a vedere questa puntata perché ho detto no, io devo vedere che cacchio dice questo su questo scandalo, su questa cosa clamorosa che è successa all'interno del Napoli, all'interno del calcio Napoli, su Conte con tutte le anticipazioni, le storie sui social, insomma su tutto quello che aveva messo per pompare la storia fino a stasera. E ragazzi, io praticamente mi sono visto il video, è stato 25 minuti di un nulla totale, di un nulla cosmico, 25 minuti per arrivare agli ultimi 30 secondi in cui lui ci dice senza prove, ragazzi, non ci sono prove, non c'è nulla, lui non ha fatto vedere assolutamente niente, per dirci che gli è stato dato mandato da Meret, da Alex Meret, di sputtanare l'allenatore. Qual è il motivo? Perché ha detto perché gli allenamenti sono troppo duri, quindi è stato detto che Conte è un despota perché gli allenamenti sono troppo duri, credibile, notiziona clamorosa, perché dice che quando è arrivato al Napoli Conte ha fatto firmare un contratto a De Laurentiis per cui non doveva intervenire con la stampa per parlare della squadra o fare una delle sue solite uscite. Non mi è sembrata una cosa tanto sbagliata, detto proprio chiaramente, perché De Laurentiis è vero che insomma è sempre intervenuto e a volte anche in maniera corretta, ma tante altre volte purtroppo ha fatto delle uscite, ha avuto abbastanza clamorose, e io nonostante lo ami il presidente, spero che resti lì per altri 150 anni, lo ammetto tranquillamente. Oppure ha detto che la prima cosa che ha fatto quando è arrivato a Napoli è prendere Edoardo De Laurentiis e buttarlo fuori dallo spogliatoio. Ma meno male, cioè questa non è una cosa che dà da condannare, è una cosa da dire porca troia, finalmente qualcuno l'ha fatto, perché evidentemente dava fastidio la figura di De Laurentiis, una figura dirigenziale all'interno dello spogliatoio. È giustissimo, come tante altre cose insomma che sono state dette, ma che sono tendenzialmente, cioè, ripeto ragazzi, veramente io sono scioccato perché non ha detto assolutamente nulla, ha riproposto questa cosa che lui a quanto pare aveva detto e che solo lui ne ha parlato di questo tentativo di Conte di provarci con la Fiordalisi, a quanto pare, e che non è andato a buon fine, casini con la moglie, ma ripeto, di cui ha parlato solo Corona, insomma. Io non avevo sentito altre notizie in merito mesi fa sostanzialmente, eppure segue il mondo Napoli da estremamente vicino. Ha parlato che magari non gli piaceva la condotta di Lang, giocatore professionista che esce continuamente e pensa ad altre cose, più alla musica e ad altre cose che al calcio. Per come è fatto l'uomo Conte mi sembra normale, che un allenatore come Conte arrivi e che detti le sue regole perché è ossessionato alla vittoria. Mi sembra tutto abbastanza logico. Addirittura è arrivato a dire che non voleva far giocare Marianucci nemmeno al Torino e che quindi lui ha detto che Marianucci è stato venduto al Torino, c'è stato appunto dato in prestito al Torino, è arrivato Marianucci al Torino, ha detto no, con Barone giocava. Non è vero ragazzi, perché Marianucci non giocava da subito con Barone. Poi è arrivato D'Aversa, Antonio Conte chiama D'Aversa e Marianucci non gioca più. Ragazzi, ma veramente, ma stiamo scherzando? C'è proprio una verità totalmente contorta e opposta spesso a quelli che sono i fatti. Marianucci arriva al Torino e non gioca subito titolare, ha anche poco spazio. E anzi, è stato fatto praticamente il contrario, cioè la dirigenza del Napoli ha chiamato il Torino per dire guarda, ma cioè gli possiamo dare un po' più di spazio a sto ragazzo oppure non è proprio cosa, cioè proprio perché era stato dato in prestito per farlo giocare sostanzialmente, non per tenerlo in panchina, altrimenti restava a Napoli. Ha buttato in mezzo Rachmani dicendo che lui è bisessuale e che io giuro, io viene da ridere, potrebbe essere anche vero, ma è bisessuale e gioca a poker con Edoardo De Laurentiis. Va bene, ha messo in mezzo tutti, Rachmani, buongiorno, appunto Marianucci,
chi è quell'altro che ha messo in mezzo? No, McTominay no, Lukaku naturalmente, perché poi praticamente quando ha detto Lukaku si è infortunato per colpa di Conte, e Conte che ha fatto, dato che poi Lukaku si è innervosito, Conte l'ha messo fuori squadra, gli ha fatto perdere la nazionale. Ragazzi, Lukaku è stato fuori 7-8 mesi, 7-8 mesi, è tornato, Conte gli ha dato anche dei minuti, poi si è fatto male di nuovo, poi è stato affaticato, se n'è andato a fanculo in Belgio, poi è tornato, cioè io, ma veramente di che cosa stiamo parlando? Cioè, io non mi sono mai preoccupato, se così si può dire, perché figuratevi qual è la preoccupazione. Però per dire, non mi sono mai preoccupato di questa puntata, ma ascoltarla è stata veramente, veramente, veramente una cosa terrificante. Cioè, mi sono sanguinate le orecchie, perché, cioè, come si fa a dare credito a questa gente? Come si fa a dare credito a questo personaggio che tendenzialmente ci manipola sostanzialmente per indurci a vedere una puntata in cui lui, ripeto, in 25 minuti non dice praticamente nulla, e tutto quello che volete voi potrebbe anche essere vero alla fine quello che dice, ma deve dare delle prove. Non posso solo ascoltare delle telefonate o presunte telefonate, presunti vocali, presunte conversazioni con persone che hanno fatto da tramite, a quanto pare, quindi a Meret per smascherare, per fare questa puntata, sostanzialmente sempre con le voci anche chiaramente cambiate. Addirittura ha messo in mezzo anche Pasquale Mazzocchi di un messaggio che era stato mandato, in cui chiedeva se poi, che ha detto, se gli allenamenti erano bisettimanali. Cioè, ragazzi, ma non significa un cazzo allenamento bisettimanale. Cioè, semplicemente forse voleva dire al doppio allenamento giornaliero, ma non bisettimanale. E che, dato che è stato detto questo, Mazzocchi, che Corona dice era uno dei leader del Napoli, ha sempre giocato, ha giocato anche in nazionale, è stato messo fuori dosa da Conte dicendo che era infortunato. Ragazzi, ma non è assolutamente vero. Cioè, tutte queste cose non sono vere, ma non sono vere anche perché Mazzocchi non è mai stato un leader del Napoli, è stato un giocatore che è arrivato in una situazione, in una stagione complicatissima, ha sempre fatto gruppo, si è sempre messo a disposizione della squadra, ma leader, ragazzi, è un parolone. Non ha mai giocato sempre titolare, non ha mai giocato tantissime partite. In nazionale, quando è arrivato al Napoli, già non ci andava da un bel po' di tempo. Mazzocchi in nazionale c'è stato quando giocava nella Salernitana, ma l'aveva purtroppo già persa perché si era infortunato alla Salernitana, però non al Napoli. Cioè, quindi totalmente una puntata che ha fatto, io c'era la prima in assoluto che vedevo, perché figuratevi se lo seguo, ma una proprio senza alcuna tipologia di senso, senza alcuna tipologia, come si dice a Napoli, senza nessun recapito. Cioè, veramente, allucinante. Io veramente non so nemmeno da dove iniziare o dove finire per raccontarvi questa puntata che ho visto. Ma se avete dei dubbi andatevela a vedere, perché anzi non andatevela a vedere, non ve la andate a vedere, perché dare visualizzazioni a questa gente, dare agio a questa gente, dare importanza a questa gente non va bene, non va bene, perché ripeto, 25 minuti totalmente di nulla. Io ho assolutamente perso 25 minuti della mia vita per vedere questa cagata. E semplicemente per non farmi dire nulla di nuovo, nulla di diverso da quello che già si percepisce senza che il signor Corona ce lo viene a dire, a parte qualcosa che lui dice che è vero, ma lo dice lui. Prove non ce ne sono. Non le ha fatte vedere, ne ha solo parlato. C'è questa telefonata con questo tizio, non si sa chi è, in cui non si dice niente, non si vede niente. Poi casualmente alla prima telefonata della trattativa tu la riprendi? Cioè, per chi dà? Ragazzi, vi voglio bene, vi prego. Ci ho fatto questo video veramente perché io sono proprio, cioè massacrante dover vivere in questo mondo in cui veramente si ascoltano solo completamente puttanate dalla mattina alla sera. Ma comunque io vi ripeto, ho perso 25 minuti della mia vita e io spero che guardiate questo video per evitare di perderli anche voi, perché veramente non vi dice assolutamente nulla in 25 minuti.